Sono 4 le batterie dei 400 stile libero femminili, saranno seguite dai 400 stile libero maschili, ancora 4 batterie, quindi 8 nel totale di questa specialità. Una gara a livello assoluto, il che significa che non c'è separazione di categoria in questi 400, come è stato nei 200 misti di ieri. Gli atleti gareggiano a livello assoluto, quindi i migliori 8 al di là di età e categoria andranno in finale. E dunque ricordiamo che lo streaming è relativo alla giornata di ieri. Per quest'oggi verranno caricati i filmati delle finali del pomeriggio e poi messe sul sito finveneto.org, quindi tutto lo streaming a disposizione è relativo alla giornata di ieri. Per quanto riguarda quest'oggi troverete le finali caricate e le batterie caricate, quindi le gare successivamente nei prossimi giorni in settimana li troverete sul sito www.finveneto.org con il link al Memorial Chiara Giani. Intanto il passaggio di Denise Biasotto, 3:35:24, è lei al comando fin dalle prime bracciate, abbiamo virato ai 300 metri, fra poco partirà la batteria 2, schierata ai blocchi in questo momento con Maria Silvia Trentin, Antares in 1, Anna Buso, Veneto Banca Montebelluno in 2, Lara Tiozzo, Nuoto Vigonza in 3, Elisabetta Peruzzetto, Idros in 4, Cecilia Scartozzoni, Leo Sport in 5, Sara Trevisan, San Vito in 6, Maria Carmela Grasso, Leo Sport in 7, Nicole Caprioli, Nottoli Nuoto in 8. Biasotto 4:46:42 per la vittoria della batteria numero 1 davanti a Nicola Innocenti e Alice Volpato. Innocenti 4:50:62, Volpato chiude in 4:51:21.